Chi avrebbe potuto parlare della cosiddetta lezione frontale, come si diceva una volta, con una espressione evocatrice di una scena di guerra, con a mezzo fra la cattedra e la prima fila dei banchi, in una sorta di terra di nessuno. Chi, dicevo, poteva fare un racconto se non un ex professore, abituato a viverla dall'una e dall'altra parte, dal primo giorno all'ultimo della sua lunga vita universitaria. Da studente ho frequentato i corsi, affollando le aule grondanti glorie passate della sede centrale dell'Università Bolognese, che già a fatica contenevano le poche decine di iscritti di allora. Poi da docente ho viaggiato molto, come si usava prima di poter tornare alla propria sede originaria, da Bologna a Trento, da Trento a Ancona, da Ancona a Sassari e da Sassari di nuovo a Bologna. Senza cambiare, ho conosciuto gli svantaggi e i vantaggi delle sedi esterne. Da un lato i viaggi, gli alberghi, i radicamenti relativi, quasi si fosse sempre di passaggio, dall'altro i rapporti più stretti coi colleghi degli stessi turni settimanali. Esperienze, maggiori ore dedicate alla didattica, esperienze autonome di gestione accademica destinate a farti maturare fuori della cerchia stretta dei tuoi maestri. Ho conosciuto la vita studentesca delle serate, la quieta associazione e la spavalda contestazione, la continua corrente di una gioventù che cambiava continuamente. Certo, già da studente la lezione non era più una traduzione della ricerca nella didattica, era ormai svolta sulla scia di manuali e disposte, predisposte proprio in funzione dell'approfondimento finalizzato all'esame, sì che non pochi le disertavano per concentrarsi sui testi. Al tempo la frequenza era obbligatoria, ma il bidello, circondato da una aureola di autorità, raccoglieva le firme necessarie dietro una modica mancia. Almeno per il primo biennio sono stato assiduo, sia pur lasciando il primo banco alle rare colleghe in una facoltà ancora prevalentemente maschile. Mi piaceva seguire quello che consideravo un rito, con il ritardo accademico di un quarto d'ora, l'ingresso accompagnato da un improvviso zittio, il fluire del discorso di rado ripetitivo dei testi, ma non spesso il docente era preoccupato di sentirsi seguito, quasi che l'impegno consistesse solo nell'esaurire un argomento. Poi chi ascoltava o seguisse o no sembrava un problema del tutto estraneo, ricadente sulle spalle di ogni singolo presente. Non era usuale scendere dalla cattedra, che di per sé garantiva l'assoluta centralità di chi lo occupava, rialzata dal pavimento su un uditorio degradante dall'alto, sì che al tempo stesso permetteva di vedere ed essere visti. Non era usuale prospettare domande nel corso stesso o al termine della lezione. Il professore, così come veniva, così spariva, entrando e sparendo come dal nulla, senza alcun accompagnamento. Non c'era ancora tutto il codasso di collaboratori, rarissimi quelli forniti di un posto in organico. C'era solo un duplice obbligo da rispettare severamente: entrare prima ed uscire dopo il professore e mantenere il più assoluto silenzio, anche se il rispetto di tutto questo dipendeva largamente dal grado di autorevolezza di chi parlava dalla cattedra, perché qualcuno non riusciva a tacitare il mormorio che avanzava dal fondo dell'aula come una nube di polvere ingrossata dal vento. In quegli anni ho imparato i vantaggi e i difetti della lezione frontale, per cui avrei tenuto presente nella mia cinquantennale pratica, seppur non dovendoli adattare ai cambiamenti dovuti all'incredibile aumento del numero dei partecipanti, tanto da finire a essere costretto a fare lezioni in cinema, capace di ospitare alcune centinaia di giovani, sì che la voce, neppure sostenuta da un microfono, si perdeva a metà della sala, da dove una risacca di risate, battute, provocazioni risaliva gonfiata dalla tenuta sonora del soffitto.
Ma a contare non era solo il numero, ma anche e soprattutto l'atteggiamento degli studenti, varianti da una generazione all'altra in maniera stupefacente, dall'aggressività anti-autoritaria più spinta alla passività più assoluta, dalla contestazione alla soggezione. La lezione frontale si è sempre rivelata come una relazione di forza fra il docente e il suo uditorio, fosse silente o gridata, quasi come un attore recitante di fronte al suo pubblico, non fisico ovviamente, ma psicologico, contando sul credito acquistato col suo sapere, senza mai brandirlo come un dato acquisito, una volta per tutte, assoluto e incondizionato, resistendo pesantemente al tentativo di non problematizzarlo, ma di privarlo del suo spessore storico, facendone un prodotto messo a punto in un lungo corso di tempo. Ecco, a me è servito sempre da modesto artigiano del diritto, sia nello scrivere che nell'insegnare, privilegiare lo sviluppo di un istituto, cercando di individuare l'esistenza o meno di un filo rosso che servisse a caratterizzarlo, rispetto a cui le varianti andavano lette nella loro portata congiunturale. Bisognava concentrarsi sul dato positivo con un metodo rigoroso, sempre però aperto al dubbio. Mi è stato d'ausilio un convincimento che il diritto non è una geometria euclidea che permetta di chiudere la soluzione di un problema con un CVD, come volevasi dimostrare, sì che la certezza interpretata in maniera assoluta lo condannerebbe ad una sorta di imbalsamazione. Vive di una sua vita, in simbiosi con la realtà, nasce e rinasce continuamente, sì che possiamo avere il senso del fine del suo moto, provando e riprovando di passo. La certezza del diritto è correlata alla pazienza con cui lo si scruta. Ho sempre guardato con una punta di scetticismo le università telematiche che concedevano cattedre a colleghi che non riuscivano a trovarne altrove, ma mi sono costretto a guardare qualche lezione online, qualcosa che nonostante lo sforzo del docente procurava un senso di freddo isolamento, come se uno parlasse solo a se stesso, con un pubblico invisibile fino a riuscire inesistente. Ecco quello che mancava, quel rapporto con chi ti ascolta, capace di farti seguire seguito, anche se tieni gli occhi chiusi, come un pianista che suona senza guardare i tasti, trovandoli istintivamente sotto le sue dita. Se ogni volta non riesci a incuriosire te stesso, come puoi pretendere di rendere curioso il tuo pubblico? Per questo non devi seguire pedissequamente il manuale, che offre un completo panorama del programma, ma di per sé non vi spiega neppure come leggerlo. All'esame capita di vedere dei testi segnati e risegnati più volte, come se a ricalcare le righe fin quasi a stracciare la pagina sia la miglior maniera di mandarla a memoria. Spiegare anzitutto come studiare, avendo la capacità di selezionare e scalettare l'argomento, ripetere a voce alta usando parole proprie, ma senza dimenticare quelle che sintetizzano concetti base, perché la lingua giuridica ha un vocabolario tutto suo. Capita spesso che lo studente dica che ha capito, ma non riesce a spiegarlo, ma deve imparare che si è capito solo quello che si è poi in grado di far comprendere a un altro. Questo è un punto fondamentale dell'apprendimento, senza di cui rimane solo una vaga impressione. In genere lo studente si difende dicendo che ha letto e riletto il testo più volte, ma proprio questo che tradisce, perché fa solo affidamento su una memoria non aiutata da una comprensione effettiva. Insegnare a studiare sul manuale, con l'ausilio di sintesi e schemi che una volta dovevano essere fatti dallo stesso studente, ed ora si ritrovano in molti manuali, ma questo non per doversi far carico di seguirlo, il manuale, alla lettera, lezione per lezione. Dall'esaurimento dell'intero programma devono farsi carico i testi, non le lezioni, perché essi hanno per compito precipuo insegnare il metodo, perché questa è la sola cosa che non è andato a imparare altrove, ma al tempo la sola cosa che rimarrà come chiave di accesso a un diritto in continua evoluzione. In questa logica fondamentale è fondamentale far apprendere l'uso delle fonti di ricognizione del diritto,
legislazione, giurisprudenza, una volta cartacee, reperibili con non poca fatica nelle biblioteche, oggi facilmente accessibili nelle banche dati, ma con l'abitudine a dare la priorità a un dialogo diretto e non intermediato con le norme, perché rimane fondamentale l'acquisizione di un occhio diagnostico simile a quello di un medico, che già al primo approccio, dal colore del viso, dal respiro, dall'andamento del passo, coltiva un primo imprinting. C'è dell'altro nella lezione frontale, che comunque non dovrebbe coinvolgere più di un centinaio di persone. Per contro un certo numero perde il calore di una comunità che si riscalda, lezione dopo lezione, con un processo di socializzazione che si prolunga anche al di fuori, creando collaborazioni nello studio, amicizie, relazioni sentimentali, dando un'identità a quelli che frequentano un certo anno del corso, nel nome del docente, destinata questa identità a volte a sopravvivere negli anni. Ma il processo di identificazione richiede un'interfaccia con la platea, col porre domande ancor più che attivarle, perché è riscontrabile una notevole resistenza a esporsi in faccia ai colleghi. Ma se il professore le pone, scegliendo chi sarebbe tenuto a rispondere, per poi far slittare la domanda rimasta senza risposta su qualche altro, attiva una capacità fondamentale per molti sbocchi di lavoro centrati sulla capacità di parlare in pubblico. Non secondaria è l'assegnazione di paper, perché c'è una crescente tendenza a dimenticare sintassi e ortografia, creando una sorta di competizione facendo leggere il lavoro migliore di chi l'ha steso, favorendo l'apporto individuale rispetto a quello di gruppo, per mia esperienza troppo spesso utilizzato a copertura della pigra inerzia di alcuni componenti. Ricordo al riguardo un episodio personale che dice non poco sul mio carattere. Frequentavo nel secondo anno diritto del lavoro tenuto da Tito Carnacini, il processualista che ha fondato la scuola bolognese di diritto del lavoro. Questi, una volta tornati in aula col fatto di paper, non più di qualche decina, pronunciò ad alta voce il mio nome, chiedendomi di andare a leggere il mio scritto. Rimasi basito nel risalire il corridoio fra le due file di banchi, farfugliai ad alta voce che non poteva essere, essendo il compito completamente sbagliato, con una reprimenda dello stesso Carnacini. Ma a tutt'oggi io sono rimasto convinto che avevo ragione. Una volta non era così, ma alla fine della mia esperienza universitaria si è cercato di coniugare i corsi istituzionali a quelli monotematici, spostando i professori più anziani su questi ultimi, riservati agli iscritti, così facendo della lezione frontale qualcosa di diverso, anche dal punto di vista del contesto. Un'aula piccola, preferibilmente con un tavolo centrale, un molto maggiore interscambio fra docenti e discenti, dove riusciva più facile dare tesi più impegnative e selezionare i frequentanti fra i frequentanti, quelli maggiormente dotati e desiderosi di proseguire gli studi attraverso i dottorati. Non mi sono mai nascosto che un docente universitario, privilegiato dal dono incommensurabile di non sentire il trascorrere del tempo, bruciargli il mondo d'intorno, perché è sempre a contatto con giovani che si succedono, segnati dai tempi che vivono, questo professore deve essere in grado di trasmettere non solo dati e meccanismi tecnici, ma anche valori, cosa facilitata dal fatto che questi valori sono iscritti nella nostra Costituzione. Ma anche questi non sono facilmente scorporabili dalla Costituzione, perché intrecciati fra loro si devono permettere soluzioni nette, ma sempre compromissorie. Non si insegna una lingua solo per comunicare, ma per comunicare qualcosa. Certo, la capacità di maneggiare la legge in vista della soluzione di una data questione, ma anche quella di intravedere oltre una tecnica che, confinata in se stessa, può riuscire tremendamente pericolosa, e cioè pensare a un'utopia di una perfetta corrispondenza dei piatti, rappresentata dalla bilancia, la stessa raffigurazione scelta da più di una religione per la computa dei medi e dei meriti del defunto. Noi non siamo in grado mai di assicurare una perfetta corrispondenza fra i piatti della bilancia,
del diritto. Il diritto è campo aperto al dubbio continuo, che travaglia l'intelligenza, ma al tempo stesso è aperto al decisum, che chiama in causa la volontà. Il fatto è che i giovani tollerano male la settica neutralità, perché possono essere conquistati da una guida che dia loro fiducia. La loro è una ricerca incessante di un referente, che non riescono a trovare né in famiglia né fuori, nella realtà mass mediatica che li confonde e impoverisce. Una guida difficile, perché non deve spingere fino al plagiare, facendo crescere così la loro deresponsabilizzazione, la vera cancrena della società contemporanea. Bisogna abituarli a camminare sulle proprie gambe, specie nel primo passaggio dalla scuola all'università, dove passano da una rigida eterodirezione a una flessibile autoordinazione. La cosa più difficile è dar prova di onestà intellettuale. Per cui, per prima cosa, bisogna dar conto del proprio intrafarra ideologico, cioè non del proprio credo politico partitico con una qual sorta di collocamento nel continuum destra e sinistra. Oggi, peraltro, di poco o nessun significato rispetto alla soluzione dei problemi assillanti. Ma bisogna darne conto perché poi non emerga surrettiziamente nel corso delle lezioni. Che vuol dire questo? Vuol dire semplicemente prospettare la propria idea della funzione del diritto nella nostra società, con particolare attenzione al settore coltivato, dando importanza alla traduzione positiva dei valori operati dalla nostra Costituzione, ma senza, come ho detto, sottovalutarne assolutamente la natura compromissoria, affidata alla giurisprudenza di una Corte per sua stessa composizione e durata, influenzata dalla congiuntura storica. Tale onestà intellettuale deve essere trasmessa agli studenti, che devono apprendere a conoscere il loro background per non farne l'unico metro di giudizio, alimentando un sentimento partigiano e intollerante che toglie equilibrio al giudizio. La lezione frontale non deve essere considerata disgiunta né dalle esercitazioni né dagli esami. Per le esercitazioni l'ideale sarebbe di poter costruire gruppi non troppo affollati, da far gestire ai collaboratori su parti diverse del corso, in una prospettiva maggiormente finalizzata agli esami. Per gli esami dovrebbe giovare la conoscenza acquisita dal docente nel corso delle lezioni, con uno sforzo di cogliere quello che sta dietro il volto dell'esaminando, senza timore di rendere a volte il dialogo confidenziale di fronte a qualche smarrimento ben percepibile. Aggiungo che spesso, almeno con riguardo al mio costume di esaminatore, ho ripetuto di stare attenti alla domanda, che non dovrebbe essere di mero richiamo di uno istituto o di un pezzo del manuale, ma contenere in sé gli elementi destinati a facilitare la risposta, per verificare un apprendimento non meramente memorico. Tutto questo e altro ancora appartiene al passato? Qualunque apprezzamento si possa fare della lezione a distanza, sempre che non si riduca a una lezione frontale, che allora è sicuramente perdente rispetto a quella in presenza, resta pur sempre il dovere di comunicare, oltre alla nuda esposizione della norma e della sua interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, qualcosa di più, tra l'estetico e il valoriale, la bellezza di una lingua destinata a governare la convivenza e la forza identitaria di una comunità che in essa si riconosce, che si allarga in cerchi concentrici dal paese al mondo. È possibile farlo con la lezione da remoto?